La campagna referendaria è iniziata il 24 e 25 aprile, queste sono le due date che il Comitato Nazionale ha dato come input. Noi abbiamo raccolto questa idea di iniziarla in questi 2 giorni, soprattutto il 25 aprile che è una data importantissima, e abbiamo appunto aderito e abbiamo iniziato a Mogliano qui il 25 aprile. Questo è il nostro giorno ufficiale. Ha dato il suo onore ai tanti partigiani che si sono spesi per la nostra libertà. Ciao bella, ciao bella, ciao, ciao, ciao. C'è qualcuno che si è dimenticato? Anche a Mogliano abbiamo creato il comitato per la tutela e contro la privatizzazione dell'acqua. Per il referendum fino al 4 luglio saremo a raccogliere firme, tante associazioni, cittadini, in modo spontaneo, e questa è la bellezza di questa cosa. Proprio in modo spontaneo si sono resi disponibili a darci una mano e a creare questo comitato. Ci sono partiti, adesso stiamo raccogliendo ancora tante adesioni, ci sono partiti cittadini normalissimi che oggi sono passati ed hanno firmato, conoscono, ed questa è una nostra sorpresa, veramente conoscono i quesiti, conoscono la realtà e vogliono che l'acqua sia pubblica e non sia privata, perché l'acqua è un diritto, non un bisogno. Il bisogno si paga, l'acqua è un diritto per tutti e tutti la dobbiamo avere gratuitamente e ad un costo giusto, perciò deve rimanere in mano ai cittadini e alle amministrazioni. Noi saremo presenti in tutta il comune di Mogliano, saremo presenti in tutte le manifestazioni ogni domenica a raccogliere firme, non ci fermeremo, vogliamo sensibilizzare tutta l'opinione pubblica, vogliamo che tutti conoscano questo tema dell'acqua e perciò saremo qui disponibili a farlo, dedicheremo tutto il nostro tempo perché questa è una causa giusta, non solo per noi, per i nostri figli. Che colore è? Abbastanza